banchi separati, Edi e Giulio da domani banchi separati. Grandi ragazzi, qua quasi essere il collega suo è impossibile, no, nel senso che altri dei hanno la Gorizia non ce ne abbiamo. Guarda, odiosamente male, ma sempre non sorridente. Sempre dopo Grazie. cittadino, Ti voglio bene. Ti ho chiesto qualcosa? No, al di là delle battute, grazie a tutti voi per la vostra presenza, è un momento storico, sì, perché ripeto, sono con 1000 eventi che ci sono tra la Gorizia e la Gorizia, tutti i micro, medio, macro eventi fanno ovviamente la storia del 2025, ma questo fa la storia per tante ragioni. Grazie naturalmente al mega patron del Giro del Friuli Venezia Giulia. Mega No, occhio che è da un anno che non lo vedo in borghese. No, in borghese, lui è sempre come griffato. Io sono qui Venezia Giulia, tappa del giro, però era in palazzo a dire quello del Giubileo Rosa oggi, no? Per guardare l'altro, scherzo, abbiamo detto tutti. Grazie a Samo, grazie a Peter, grazie alle associazioni del prefetto, agli assessori presenti, al GET, agli assessori nostri, grande Edi, eccezionale, superlativo, no, ma io faccio sapete le battute, però noi sappiamo il ruolo tour della vecchia tappa, non il ruolo tour sportivo che è troppo lungo da spiegare, ma per quanto riguarda la nostra tappa, Paolo lo sa, quello che hai fatto con Edi, con Cagliaro, con Enzo, per l'altra tappa, quello che hai fatto in corso d'opera per questa tappa e quello che hai fatto e stai facendo per la capitale europea della cultura. Perciò grazie, grazie che va oltre il grande straordinario appuntamento della tappa del Giro. Grazie alla struttura dell'amministrazione comunale, come potete ben immaginare, le strutture al di qua e al di là dei confini, ma questo vale per tutte le amministrazioni comunali, Cormons, San Floriano, perciò da Treviso, che non mi compete, più Venezia Giulia, fino a Gorizia e Nuova Gorizia, le strutture sono state messe davvero sotto stress, però è un sotto stress diverso. Per capirci, fare il lavoro in casa, c'è il sotto stress perché devi andare magari a tinteggiare la casa ed è uno stress, altro sotto stress quello di preparare i bagagli per andare Irlanda dove vai? Scozia, va bene, ma visto che io penso sempre all'Irlanda, vai in Irlanda, cioè a questo punto, se non mi sbaglio sempre e devi rimproverarmi. Ecco, è un bel stress da questo punto di vista, bello perché, ripeto, oltre che lo sport, che già questo sarebbe una cosa eccezionale, perché parliamo dei campioni, i più grandi sportivi del mondo in questo settore, si cimenteranno. Ho chiesto a Samo di poter intercedere con i suoi campioni per un malessere magari, se no, cioè Paolo, come andiamo a vincere? Te prego, dimmi come, uno dice ne ho uno, no, ne ha due, cioè basta, piantate, ne troppi, cioè, non è possibile, lascia qualcosa anche a noi, dai, comunque no, fa piacere anche perché è uno scontro tra titani nel vero senso della parola, perciò una ragione in più per guardare con interesse, oltre che con curiosità, questo straordinario evento che, lo ripetiamo in continuazione, è il più grande e in assoluto il più grande evento capace di produrre una ricaduta in termini di conoscenza e promozione di turismo sul territorio. Sappiamo che sono 600-700 milioni, ripeto, 600-700 milioni le persone che con diverse tecnologie in diretto o in differita sul web o con le televisioni assisteranno, cioè toccheranno quasi con mano, anzi in attesa di toccare con mano, avranno modo di vedere quello che riguarda noi, un territorio che noi sappiamo perché lo abitiamo, lo viviamo, ci siamo nati con Oreti, no? Scherzo, vabbè, no? È un territorio che quando i turisti vengono da noi si innamorano e il nostro sforzo è quello non di convincere i turisti che arrivano qui, che Gorizia, Nuova Gorizia, ma naturalmente tutta questa provincia bella, stupenda. L'importante è riuscire ad attrarli, perché poi sono loro che sono i migliori testimonial ovunque. Perciò non vi parlerò io del percorso per non spoilerare, ti ho già ringraziato prima, ma ti ringrazio nuovamente perché tu da ex sindaco sappiamo che uno fa il sindaco per missione.
non fai l'altro. E ti mancava una missione. Finito di fare il sindaco di Bart. E allora sei stato assolutamente un più che degno successore del grande Enzo Cagliaro, eccezionale, e ti stai dedicando davvero in modo straordinario per questo grande evento che, ripeto, dal quale tra un beneficio stupendo tutto il territorio del Friuli Venezia Giulia. Ovvio che ci sono tante altre cose di cui vi parleremo. C'è un comunicato stampa che mi hanno dato, che daremo? Già dato, perciò qualunque cosa io dico, loro già sanno. No, per sapere se suscita interesse quello che dico, quello che parlo, no? Scusate il percorso lo conoscete, per quanto riguarda il comune di Gorizia, scendendo dalla splendida, eccezionale, bellissima Santoriano, prima ancora da Cormons, poi Slovenia, San Santoriano, Ponte di Piumo o del Torrione, che dir si voglia, via Don Bosco. Poi vi chiederete perché è stato scelto questo percorso, perché il percorso per arrivare a casa mia da lì, dopo coincidenza, ti giuro, tutte le strade asfaltate per arrivare fino a casa mia. Ecco, grazie agli amici dei media, perché il titolo sarà questo, grazie, io vi adoro. Perciò via Don Bosco fino alla Rotonda, via Skodnik, via Brass, via 9 agosto, passiamo davanti a Piazza Municipio, una comodissima curva qui alla fine di via De Gasperi per andare a destra, poi andare quello slargo, quella strettoia di via Marconi sono 50 cm, no? di passaggio, davanti poi bellissimo la piazza Cavour, Sant'Antonio, via Alviano, Casarossa, che sarà un gioiellino, un gioiellino entro il 24 maggio, salvo una porzione ma davvero piccola e marginale, ininfluente per quanto riguarda il giro. Slovenia, sono quasi 14 i chilometri che vanno percorsi tra Gorizia e Nuova Gorizia, perciò credete avremo 2 elicotteri, perciò riprese chi ha avuto modo di vedere la prima tappa del 108° giro, la qualità delle immagini, perciò non è un'immagine. Forniremo, tempo comunque c'è, useremo tutti gli strumenti possibili e immaginabili per informare i cittadini, perciò dalla telefonata con Alert System, i media. Io so che i media daranno ampio spazio, vero? Ma che poi ci sono sempre quei cittadini che dicono io non so niente. Il cittadino che non compra il giornale, che non è online, che non va sui social, perché tanti cittadini pensano che il sindaco ogni mattina deve suonare il citofono e dire buongiorno, posso informarla su quello che c'è a teatro, quello che c'è da fare, non fare, i parchi, e questo fa il sindaco. Poi quando sindaco sai che cosa fare. Paolo. Buongiorno a tutti anche da parte mia e grazie naturalmente a Rudy e a Samu per l'invito per essere qui oggi. E grazie a loro e ai loro rispettivi comitati locali di tappa e grazie a tutte le loro strutture naturalmente che stanno collaborando, anzi che stanno collaborando con entusiasmo, ma soprattutto un grazie anche a tutti gli altri attori a partire dalla prefettura, dalla questura, dalle forze dell'ordine, naturalmente gli sponsor che ci sono vicino, che fortunatamente ci danno una mano, ma soprattutto anche il Prefetto di Strada, il DR di Gorizia, il DR di Pordenone, il DR di Udine che ha curato e sta curando in questi giorni la protezione civile, naturalmente tutti i volontari, la Volontarietà Pullana, tutte le prologue, i donatori di sangue, le tante associazioni sportive, ma anche le tante associazioni non sportive che veramente ci danno una mano per la felice riuscita di questa vetrina eccezionale che, come ricordava poc'anzi il sindaco Ziberna, riguarda 700 milioni di contatti. Ecco, questo vuol dire che avremo il mondo e avremo come sempre l'opportunità di mostrare le nostre bellezze e di mostrare naturalmente quello che siamo in grado di fare. E lo faremo anche perché grazie a Enzo Cagliaro in questi 20 anni è stata costruita una squadra veramente capace di rispondere a tutte le esigenze naturalmente che si susseguono, perché i problemi come sempre naturalmente non mancano, soprattutto nelle ultime settimane, però abbiamo modo naturalmente di coordinarci e di risolverli per tempo tutti. Voglio ricordare che grazie alla Regione e a Promoturismo abbiamo un weekend intero di tappe naturalmente nella nostra regione. Quella di sabato partirà da Treviso, 186 km, e arriverà fino a Gorizia, a Nuova Gorizia, e il giorno dopo però avremo la partenza, la domenica 25 avremo la partenza da Fiume Veneto per poi ritornare in Veneto e
su Monte Grappa sarà la prima tappa veramente che potrà fare una differenza nella classifica. Però stiamo nella nostra tappa che vi riguarda da vicino sabato 24 maggio. Voglio ricordare che la partenza è fissata a Treviso all'1. L'ingresso nella nostra regione, nei comuni di Pravisdomini e subito dopo di Cordovado, è previsto circa verso le 2:30, per poi attraversare tutta la piana friulana, arrivare fino a Cormons, dove peraltro poi Tirreno partirà al Giro E, sconfinare in Slovenia, rientrare a San Floriano del Coglio e poi arrivare in questo circuito di 13 km e 200 metri da percorrere 2 volte a cavallo tra le due città. L'ingresso nel circuito è previsto circa alle 4:30, mentre l'arrivo finale in piazza della Transalpina è previsto circa verso le 5. Questi sono gli orari di massima che dovrebbero esserci. Come dicevo, è una tappa differente, nel senso che i comuni che sono attraversati sono comuni che non sono abituati, soprattutto nella piana friulana, ad avere il Giro d'Italia, e per questo c'è tanto entusiasmo. Voglio ricordare per esempio che Trivignano Udinese era dal 1919 che aspettava il Giro d'Italia. Fiume Veneto addirittura non l'aveva mai avuto, quindi perché di solito qui in Friuli siamo abituati a fare delle tappe che magari ci portano sempre spesso verso le montagne della Carnia, del Tarvisiano, suggestive che naturalmente, che però fanno sì che forse questi paesi naturalmente lamentano un po' di essere più trascurati rispetto a quelli che sono gli eventi che naturalmente in questi anni sono stati celebrati. Ecco, voglio ricordare che però anche questa tappa nei tratti finali ha 2 piccoli gran premi della montagna, uno a San Martino sui Colli di Burda e uno proprio sul circuito finale, questo Dente di Saver da percorrere 2 volte, che potrebbe far sì che i velocisti potrebbero leggermente attardarsi e favorire un altro tipo di corridore, magari per una piccola fuga finale. Quindi ci sarà da godere fino in fondo, sarà naturalmente una giornata di sport. Voglio anche ricordare che ci sono 3 traguardi volanti nella nostra regione, il primo in provincia di Pordenone a Morsano al Tagliamento, il secondo in provincia di Udine al Talmassons, e quello più importante sarà a Manzano, perché da quest'anno giro a un traguardo che si chiama Red Bull, dalla sponsorizzazione naturalmente che hanno raccolto, ma che farà degli abuoni così come l'arrivo al traguardo per quello che riguarda la classifica. Quindi siamo attrezzati a ricevere tanta gente. Naturalmente, come sempre, il giro sarà preceduto dal Giro E, che partirà da Cormons all'1 anche lì e arriverà qui poco prima delle 3. Dalla carovana, quindi dalla carovana pubblicitaria che partirà da Treviso, arriverà qui circa un'ora prima, verso le 4, quindi alle 3 il Giro E, alle 4 la carovana e alle 5 il giro finale. Tutto naturalmente questo avverrà nell'arco delle 2 ore e mezza di chiusura delle strade prima, quindi le strade grosso modo saranno chiuse verso le 2, ecco, su tutto quello che riguarda l'intero ambito, l'intero circuito, sia da parte italiana che da parte slovena, e per questa la raccomandazione a tutti da fare è quella di giungere per tempo, e naturalmente perché non giungere magari anche in mattinata per farsi un bel giro nelle 2 città e per poi raccogliere, diciamo così, tutta quella serie di eventi che si susseguiranno fino all'arrivo finale della tappa. Ecco, io al momento mi fermerei qui, se ci sono naturalmente altre informazioni sono a disposizione. Voglio veramente di cuore ringraziare tutti, in particolare, visto che siamo qui, ringrazio anche la stampa per il lavoro che fa, che naturalmente è fondamentale, perché nelle prossime settimane, dopo gli ultimi rincontri in prefettura, la prossima settimana a Pordenone e a Udine, la settimana dopo in quel di Gorizia, naturalmente forniremo in maniera puntuale tutti i particolari per quello che riguardano le chiusure, per quello che riguardano i parcheggi, per quello che riguardano i percorsi privilegiati da fare per raggiungere le strutture e per raggiungere naturalmente i punti di traguardo. Come sempre la raccomandazione che facciamo al pubblico è quello di avere educazione e rispetto per i ciclisti che arrivano stanchi e quindi che naturalmente in questo percorso accelereranno le loro, diciamo così, le loro performance, perché è un percorso veramente interessante e veloce, e quindi ci aspettiamo veramente che tutti facciano fino in fondo la propria parte, che sia una vera giornata di sport, di gioia per tutti. Grazie. Grazie Paolo. Domande? Chiaro che ci sono domande, noi non risponderemo, ma solo per curiosità, sapere se qualcuno avrebbe voluto sapere qualcosa.
se non ci sono domande, osservazioni o qualche integrazione, qualche elemento di conoscenza che qualcuno non c'era sul comunicato? C'era. E allora ringraziamo anche la brigata, ringraziamo, perché noi abbiamo ringraziato un po' tutti, poi non ci si ricorda, ringraziamo anche la brigata Pozzo Friuli, che è dato con la sua, con quello che rimane della brigata in questo momento sul territorio, perché sappiamo che la brigata da febbraio per 6 mesi è in missione di pace in Libano, e la presenza della fanfara proprio in questa circostanza, visto che capitale pace, sport e pace, io penso che sia davvero, visto che poi non è a titolo personale che la brigata va nell'ambito di una missione internazionale di pace, penso che si coniuga perfettamente con lo spirito dello sport, con lo spirito dei nostri eventi. Mi permetto di aggiungere una cosa al finale. Le premiazioni avverranno in piano, quindi l'arrivo sarà, diciamo, fisicamente proprio a pochi metri, però in comune di Nova Gorizia. Poi, diciamo così, le premiazioni avverranno in piazza della Transalpina, piazza Europa, metà palco sarà in zona italiana, metà palco sarà in zona slovena, ma soprattutto ci hanno confermato la presenza delle frecce tricolori al momento delle premiazioni, che sarà un ulteriore momento di gioia per tutti, per i tanti fans che ci sono e soprattutto di supporto per loro dopo quello che è avvenuto questi giorni fa. Giornata straordinaria da ogni punto di vista. Ok. Sindaco, tra oggi in conferenza stampa c'è anche un ragazzo, si chiama Paolo Visentino, lo dico perché lui in Piazza Gioia d'Italia, un cittadino poliziano da Gorizia, per un giorno sarà reporter per un giorno. Quindi il giornalista scriverà un pezzo importante che sarà pubblicato in tutte le testate che verranno promosse da Gioia d'Italia. E qui allora io coinvolgo Daidone con la delega del lavoro. Diciamo siamo già contrari ai contratti a tempo determinato, così determinati che per un giorno è possibile, determinati capisco, ma fai un anno, 3 anni, un giorno, per gli altri 5 giorni altre domande? Bene signori, grazie. Ci si vede alla conferenza stampa di sarà a Nuova Gorizia e a